tema della sicurezza sul lavoro in Veneto è assolutamente sentito, e non solo per i fatti che accadono o nei momenti in cui la cronaca dà evidenza, ma perché qui il rispetto per l'uomo, il ruolo che la persona ha all'interno dell'organizzazione del lavoro è sentita e profonda. Qui l'imprenditore è stato dipendente fino a poco tempo prima e quindi ha un grande rispetto anche della sua forza lavoro. La fotografia però è una fotografia a tinte forti, perché sono ancora troppi gli incidenti invalidanti, sono assolutamente inaccettabili gli incidenti che accadono. In particolare alcuni settori abbiamo visto da questa analisi puntuale dei numeri, perché i numeri ci dicono anche quali settori più a rischio, e allora a farla avere la maglia nera qui c'è il settore dell'agricoltura, che è quello che ha più difficoltà, che spesso riguarda l'uso dei mezzi, l'altro è quello dei cantieri edili, e poi però c'è sempre il tema dell'organizzazione del lavoro nella meccanica e soprattutto dei trasporti, cioè l'andare e venire da casa, soprattutto nei fine settimana. Ecco perché una fotografia precisa deve anche vedere il mondo dei servizi e quindi dei consulenti e quindi tutte le professioni al fianco di questo grande piano strategico che noi dovremo fare. I suggerimenti, la valutazione, un'analisi puntuale aiuteranno la Regione del Veneto ad intervenire più puntualmente. E l'ultima questione è quella della cultura della sicurezza sul lavoro, che deve partire proprio dalle scuole e fin dai più piccini.